passo senza guardare. Domenica 1 marzo, Sant'Albino, è il 61esimo giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 305 al termine. Il sole sorge alle 6:48 e tramonta alle 17:58. La luna si leva alle 9:59 e tramonta a mezzanotte. Si costituisce a Vicenza una società letteraria denominata Accademia Olimpica. Di essa fa parte l'architetto Andrea Palladio, cui viene dato l'incarico di costruire un teatro per rappresentazioni classiche. Iniziato sotto la direzione del Palladio e condotto a termine da Vincenzo Scamozzi, il Teatro Olimpico risultò un gioiello architettonico con gradinata e scena fissa raffigurante, con vivo senso illusionistico, alcune vie di Tebe. Fu inaugurato nel 1585 con l'Edipo Re di Sofocle. Le previsioni per domani. Cielo molto nuvoloso, coperto, salvo parziali schiarite a inizio giornata. Precipitazioni nelle prime ore locali, poi in via via più diffuse e intense fino a risultare estese e consistenti a partire dal pomeriggio. Limite della neve intorno a 800-1000 metri sulle Dolomiti e 1000-1200 metri sulle Prealpi. Temperature prevalentemente in diminuzione, in pianura intensificazione dei venti dei settori orientali fino a moderati tesi.